Qui abbiamo l'ENAIP che in piazza c'è stata qualche giorno fa, i docenti dell'ENAIP, quindi le scuole professionali, sono scesi in piazza perché appunto mancano questi finanziamenti, quindi la forza e l'impegno anche nel farvi sentire lo state mettendo? Il professor Casen diceva di avere coraggio, noi ce l'abbiamo avuto e ce l'avremo sempre per portare avanti, chiamiamola battaglia anche se è un termine forte, ma sì, perché eravamo in piazza martedì, torneremo in piazza sempre quando serve, perché il sistema rischia di andare in tilt, come diceva il consigliere Sinigaglia, rischia di andare in tilt se non vengono date le cose, non in più, ma quelle previste almeno. Noi stiamo aspettando cose previste, noi abbiamo diritto a 16 milioni di euro l'anno per portare avanti 4.000 ragazzi, okay? E ne avanziamo 13,5. Okay? È una cifra insostenibile, come avevamo detto prima, ma il consigliere Sinigaglia diceva: se va in tilt il sistema, 20.000 ragazzi che fanno formazione professionale, che vengono molto spesso da altri percorsi, rischiano non di tornare nella scuola, rischiano di stare a casa, di essere dispersi, di essere per la strada e potenzialmente di diventare qualcosa che non vogliamo nemmeno dire, perché non lo vogliamo dire. Grazie al lavoro dei formatori straordinario che in classe rimotivano i ragazzi, li rimotivano anche trasferendo dei valori, prima parlava di valori giustamente, scuola, formazione, lavoro, in realtà in sé a questo ci sono dei valori importanti che vengono semplicemente trasferiti ai ragazzi tramite l'acquisizione di competenze professionali, perché il lavoro è un valore di per sé, se fatto in modo chiaramente condiviso, se fatto rispettando le regole, se fatto con l'impegno. Ora la formazione professionale, chiaramente insieme anche al sistema di istruzione e tutto, ma contribuisce in modo diretto, forte, a far sì che questi ragazzi si rimotivino, imparino una professione e dopo 3 anni di formazione vadano a trovare un lavoro grazie all'alternanza che viene garantito. Che entro un anno un 70% di questi ragazzi trova un lavoro, assolutamente, quindi questo è il risultato concreto, perché e questi sono fatti, non parole, grazie però ai finanziamenti, assolvono l'obbligo e ovviamente, ripeto, per tornare alle parole di prima, questi ragazzi hanno un'occupazione, trovano qualcosa e non sono in giro per la strada. Il rischio è questo, punto.